Non sono momenti semplici per tutta la famiglia. Insomma, ci ha lasciato tanto e adesso dobbiamo capire come organizzarci per andare avanti. Insomma, anche io devo prendere in mano un po' le redini della situazione. Fa fatica a trovare le parole Daniel Brugnaro, il figlio di Andrea Brugnaro, morto sabato notte a Loregge, in provincia di Padova, al confine con Resana, a bordo della sua moto. Con gli occhi protetti da dei grandi occhiali scuri, ricorda quel papà che gli ha insegnato tutto quello che sa. Io faccio manutentore per un'azienda di Resana, anche grazie a quello che mi ha insegnato mio papà, insomma, perché è un lavoro che insomma, bisogna conoscere molti. Sapeva fare tuo papà? Sì, era un tuttofare, infatti mi ha insegnato quasi tutto. Una famiglia distrutta dal dolore, quella dei Brugnaro. Mamma Ornella non riesce a parlare, ho il cuore troppo carico di dolore, ha confessato alla sindaca, che è andata a trovarla subito dopo l'incidente. Una famiglia molto unita che solo 9 mesi fa piangeva un altro figlio, Michele, 32 anni, anche lui morto in un incidente a Resana, in provincia di Treviso. Tutti uniti sicuramente, soprattutto ai miei nonni e ai fratelli, ai miei zii. Andrea non sapeva darsi pace per la morte del fratello Michele, ci confida il figlio. Non c'era giorno in cui non parlasse di lui. La moto, la passione che gli univa, un uomo ricco di interessi, ben voluto da tutti, che ha lasciato molto alla famiglia. Sicuramente la sua disponibilità, la sua inventiva nei lavori, la capacità di essere autonomi, diciamo che è stato un gran maestro. La data dei funerali è fissata per giovedì alle 10 alla chiesa di Loreggia. Per volontà della famiglia, inoltre, non saranno interrotti i festeggiamenti della fiera di San Rocco. Ieri, quando sono andata a parlare con la famiglia e chiedere, condividere con loro il cosa fare, la risposta è stata: Andrea amava le sagre, amava le feste e non avrebbe mai voluto ci fosse un'interruzione. Sicuramente come amministrazione parteciperemo alle esequie.